Questa è una canzone che ho dedicato a mia madre, si chiama Mary. Ragazzo mica di un Dio, ho sbagliato però già pagato, maledetto quel folle io, ero cieco e non me ne accorgevo, la lezione io l'ho già imparata, con questa vita un po' spericolata, e Dio mio, quanto tempo ho perso, inseguendo i sogni miei. Se tu resta ancora ad aspettare qui, mi rimane sempre più pensare ormai. Ora sono qui con te, tornare indietro non si può, sei tanto forte io lo so. Mamma, mamma, oh mamma, mamma, oh mamma. Tornare indietro non si può, sei tanto forte io lo so. Mamma, mi domando come fai a non lasciarti andare Oh, grande. E qui e poi abbiamo. Posso? Sì, sì. Tutta la discografia di Daniele. Vabbè. Le collaborazioni, composizioni soprattutto, di tutto. Produzione, c'è sempre un sogno, parlavamo appunto prima, per trattenere in te l'artista, che in te, che ami, che non è vendibile l'artista. Certo. Io ho dovuto fare pure prodotti che non mi piacevano, però ringraziando quei prodotti mi hanno fatto finanziare quello che io ritengo che è la musica che viene da me. Quasi 30 anni fa, quando c'erano i soldi, io ebbi questa illuminazione di questo mondo che è confuso e guardavo sempre come ai tempi di oggi, world confusion, l'uomo non è più uomo, la donna non è più donna, insomma è un mondo ibrido, ok? E incominciai a comporre un musical che si doveva chiamare Sodoma e Gomorra, che poi sono andato avanti, non lo chiamo Sodoma e Gomorra il musical perché è una parte della Bibbia, perché prendo molto Certo, sì, sì. dalla Bibbia, e invece adesso si chiama Elohim. Se tu sai chi sono gli Elohim, Sì. che non è il Padre Eterno, vabbè, là sfondiamo poi un discorso. Prima parlavamo della discografia e di tutti i tuoi lavori, composizioni, collaborazioni. Mostraci alcuni dei dischi che ritieni dei simboli in un certo senso della tua carriera Ho musicale. suonato Ecco. con i migliori gruppi, tra cui Geronimo, poi con il gruppo Ganymede, Tex Miaia, una colonna sonora di un cartone animato che poi ti farò vedere, è conosciutissima questa canzone. Siamo stati i primi che abbiamo fatto musica spaziale con i Mini Moog e robe già. Poi difatti i Rockets
sono amici Tu nostri. hai detto nasci come pianista, tastierista Sì, sì, e ho fatto la professione per diversi anni, poi, poi ho smesso perché sentivo il bisogno di creare musica e allora per fare questo avevo il tempo. Siccome venivo da un periodo dove ero richiestissimo come cantante, perché sono uno di gruppo, capito? sì. Abbiamo fatto un gruppo in Germania che si chiamano i Toga, Mhm. vendemmo più di 1 milione di dischi e di là... Mostraci qualche disco dei Toga. i Toga sono quelli là, Eccoli là. sono quelli là, vediamo. Una vita per la musica. I Toga. Ecco, questo è un altro successo, My Full Chart, ma ti parlo della versione Toga. Di quanti dischi parliamo più o meno in tutto? Parliamo di dischi tra CD e cosa, quasi un 200 così. Dico. C'è Però di composizione ce ne stanno tantissime ancora che non hanno avuto la fortuna di uscire, però sono brani, c'è un pacchetto di 500 canzoni, diciamo così. Molte sono ancora da... C'è una vita dedicata alla musica. Sì, sì, sì. Solo ed esclusivamente Sì, alla musica. Difatti, dicevo io prima... So che stai mettendo su anche uno studio di registrazione. Sì, ma solo per rimettere, per masterizzare e riprendere alcuni prodotti che, non, come ho detto, non ho avuto la possibilità di produrli, perché oggigiorno Certo. produrre significa investire con il rischio del 98% che non riesci a recuperare. È una strada impervia la musica, non è Però, facile. la Però musica- come dicevo prima, sei d'accordo sul fatto che la musica, a prescindere, è una compagna per l'amor che ti di aspetta a Dio, braccia è aperte. una fonte di energie. Io se non avessi la musica e non avessi i miei amici sto parlando, no zombie, i zombie, noi siamo circondati da zombie Certo, che certo. non hanno smesso di vivere la loro vita per i figli e cose che poi li lasciano morire negli Diciamo che un po' ospizi. tutti lo siamo, No. un po' tutti lo siamo, chi più chi meno. Se io non avessi questi contatti fuori che giornalmente telefono, io mi sentirei un pesce fuor d'acqua. Ma anche con i migliori amici miei, che poi tra cui molti sono morti, gli unici che mi potevano capire perché eravamo della stessa età, capito? Ma oggigiorno, cioè nella nuova generazione c'hanno il loro mondo. Tu hai visto, io sono ancora un artigiano della musica, perché noi abbiamo Certo, cominciato certo. il primo studio a Foggia con Bernardo Capone. Artigiano della musica è una bella definizione, mi piace tanto. Per dire, per quanto mi riguarda, quando una persona mi definisce un artista, per dire, fino a qualche anno fa era una cosa che mi piaceva tanto sentire. Però io dico sempre questo, mi definisco semplicemente un appassionato e creativo. Vivere di musica non lo si può. Io ti parlo di Certo, nomi certo. grandi, Sì, come sì. Valerio Zelli pure che ha fatto il Vivo per lei, che vive a Foggia. Certo. Patrick Samson che è un parente pure mio, quello è stato costretto a fare il maestro, perché ti sto parlando di gente che hanno Lorenzo Zecchino, un carissimo amico mio, non hanno preso i soldi per l'aiuto quando c'è stato il lockdown che ha socquato tutta la nostra professione. Sono un rappresentante della SOS musicista, anzi mi farebbe piacere se viene propagata questa Certo. anche perché siamo gli unici che da 20 anni diciamo questo fatto. Il problema della musica oggigiorno è perché a ogni angolo si suona per modo di dire, perché se non sono quelli che suonano, fanno suonare, tu sai a chi mi rivolgo. Certo. Ma non è una discriminazione. Io sono 60 anni sul palco che ho studiato, io vengo dalla cavetta, ma tutti questi giovani che vengono bombati in televisione come gli Amici, li fanno, cioè, ogni giorno bombardamenti. È logico che se c'è da vendere qualche cosa, le case discografiche bombano per vendere qualche cosa. Certo. Ma a proposito, chi sta nelle case discografiche non sono per forza gente che amano la musica, erano Prima azionari. di tutto sono imprenditori. Dal momento in cui non è più impresa spesso la questi musica, ragazzi vengono usati soprattutto in TV, usati solo ed esclusivamente per fare lo show. sì, Chiuso il sipario,
vanno in analisi. Sì, ma poi te devi il giorno dopo. Proprio perché vengono illusi in una maniera incredibile. Ma è normale. Dopo questo grande successo che tu vieni bombardato ogni giorno, ti conoscono tutti qua. Dopo un anno non ti conosci, tu vai in depressione, Certo, tu sei certo. finito. Ci sono un sacco di esempi, certamente. E allora dicevo io ritengo che la musica È un po' come la droga, bisogna stare lontani da quella merda. se non ce la assolutamente. fai è facile. È una merda. Sì, perché se tu non ti schieri, io ho avuto tantissime possibilità di lavorare con nomi grandi. Mille Vanilli, io ho composto per i Mille Vanilli, era un mio amico, abbiamo composto We Are the Pop Kings. Quello è un successo anche molto grande. Con il cantante dei Mille Vanilli, proprio il vero cantante, non quello che figurava, che si usa a fare quello. Un giorno ci ho detto io con te non lavoro più, mi sono permesso il lusso di fare, perché mi aveva fregato su una situazione, capisci? Non andiamo nei dettagli. Certo. Ma io per esempio con il gruppo i Red Barons, che è il cantante era quello là, il compositore di Power of Love di Céline Dion. Io ho lavorato con questi artisti qua, ho suonato all'Olimpica alla Monaco con gli Smokey, i Geronimo erano quelli là che ti ho detto, quel gruppo molto famoso. Va bene, insomma io poi ho preso la mia, come vedi qua c'è un mondo, ma non solo questo, ci sono i CD, ci sono una vita. Adesso sto cercando di perché ci capisco solo io qua dentro. Se tu prendi uno e viene a dire ma questo che ha fatto, se non sa quello che faccio un giro c'è a disposizione, allora non gli dà nessun valore. Allora è il motivo per cui adesso io ho ripreso un pochettino, anche con le mie difficoltà, perché tempo non c'è, ho tantissime cose da fare, va bene. Beh, certo. Però c'è un potenziale qua che potrebbero vivere 10 persone, diciamo, di questo. Però bisognerebbe fare tutto il lavoro. Lo vedo. Hai capito? Allora, ho creato un genere, ho messo insieme diversi generi, rock, pop, jazz, classico, rap e cose. L'idea mia era di rappresentare il mondo confuso che è adesso, lo pensavo già 30 anni fa. Perché io leggo molto anche la Bibbia, prendo quello che mi serve per... Sei un credente? Sei un credente? Io sono un credente, però non gio i parocchi, capito? Certo. Cioè, Padre Eterno mi ha dato la... Io ad esempio mi definisco un cristiano ma sperimentale. Alcuni mi prendono per pazzo, alcuni cattolici, cristiani mi prendono per pazzo. Allora, forse molte persone non approveranno questo, però io ti dico, io sono innamoratissimo di Gesù, della figura di Gesù Cristo. Sono stato formato di lui, è lui. E io mi domando e dico, ma che c'entra il Nuovo Testamento di Gesù Cristo con il Vecchio Testamento? Beh, certo, sono due cose differenti. È tutto, allora, nell'Antico Testamento Dio viene descritto come padre severo, dai, per certi versi vendicativo, logico, proprio di questo è crudo. Allora, il Padre Eterno, che io lo chiamo Padre Eterno, non gli voglio dare nomi, sì, perché è diminutivo, il Padre Eterno è tutto, ma lo vado a chiamare Yahweh. No, Yahweh era l'Elohim, il Dio dei Giudei. Il Vecchio Testamento è la storia di un popolo e neanche di una famiglia che si combattevano insieme per le terre. Di questo io dico questo perché a me piace andare profondo nelle situazioni. Certo. E se mi fa capire il Padre Eterno, perché mi rappresento come una piccolissima, insignificante, però significativa per il mio Padre Eterno. Certo. Poi vabbè, mi sto allargando. Piccolo secondo la società. No, vabbè, ma sei sempre piccolo. Se sei qualcuno che capisce, sai quando non sai ancora. E allora ti devi definire anzi insignificante, perché c'è tanto da imparare. Capito? Noi possiamo... Mi stai capendo? Certo. Però ogni persona è diversa da un'altra, nel senso che ogni persona ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Ciò rende l'umanità una cosa composta da tanti individui, uno diverso dall'altro. Però essere io,
l'io, cioè deve nascere in te, perché è giusto che tu sei nato, diciamola così, che sei nato tu e per colpa del mondo, incominciando dai genitori tuoi che l'hanno fatto per il bene tuo, però ti hanno buttato tutti i sogni loro a te e volevano che tu realizzassi i sogni loro. Senza domandarti, incomincia dal fatto del battesimo. Ecco, adesso andiamo ma il battesimo, Gesù Cristo si è battezzato a 33 anni e si è fatto battezzare da Giovanni Battista, che è poi il cugino, perché tu il battesimo lo puoi prendere solo quando sei cosciente che lo vuoi. Però tagliamo questo e ti dico, non voglio approfondire, però molti di noi hanno dei talenti, c'è chi li scopre, chi non li scopre, questo ci rende unici. Sì, però devi arrivare a quel punto che Il nostro obiettivo, secondo il mio punto di vista, è quello di conoscere sempre di più la nostra interiorità. Questo avviene solo quando tu hai possibilità e vuoi. Certo. Per volere ti devi anche schierare, sì. Non puoi rimanere in mezzo. Noi siamo luce, ma la luce lo sai perché avviene? Perché c'è il negativo e il positivo. E il positivo, esatto. Solo positivo, non ci sarebbe luce, non ci sarebbe neanche vita. Certo. Ok, il neutro esiste come polo, ma lo sai perché a che serve il neutro? Il neutro serve solo per un momento di riflessione. Allora, perché arriva un momento, il bivio, tu ti arriva a un bivio, tu ti fermi, non prosegui prima di andare avanti e decidi dove vuoi stare, o a destra o a sinistra, perché sia destra e sinistra sono le stesse cose, ce l'abbiamo dentro di noi. Certo. Per sapere però chi sono io, devi fare le esperienze. Beh, certo. Le personali. E allora diventando io personale fa parte del percorso. Non puoi dire che hai sbagliato. No. Se sei libero e puoi decidere, non puoi trovare scuse. Come dice un artista in una canzone, ogni errore è il maestro migliore. Grazie agli sbagli a volte, anzi quasi sempre grazie agli sbagli, se prendiamo con il passare del tempo una direzione, agendo sempre fa parte della metamorfosi. Agendo così, la persona che ti sta a fianco e ti segue sa come la pensi. Allora, o è con te alcune volte o non è con te. Certo. Non puoi stare in mezzo, che non prendi posizione, perché sennò vieni travolto dalla massa e dalla corrente dei potenti. Certo, capisci? esatto. Allora, e sono in molte le persone che non si schierano e che preferiscono andare dietro e poi non si devono lamentare, però non si devono lamentare se sono travolti, si lasciano ti devo trascinare. Una cosa, Francesco, io sto diventando sempre più convinto che non voglio possedere niente. Voglio usare. Ti faccio però come è possibile, ti spiego. C'è una coscienza in noi che ti dice di fare delle cose o non fare cose. Esatto. E c'è pure il fatto che tu vedi qualche cosa e ti piace e non ti piace. Allora, ma molti vedono e non reagiscono qualche cosa che non gli piace. Allora non fanno altro che rendersi colpevoli anche della situazione che capisci, se tu non fai vedere che sei contrario, quello fanno cioè, capito? L'omertà. L'omertà non vedo, non sento, non parlo. E non vede, però ti rendi colpevole perché non hai detto come la vedi tu. Allora certo. Non sei schierato. Non ti sei schierato. Invece se sei schierato e senza saperlo sei complice. Sei complice, senza saperlo, però se ci rifletti un po'. Se ci rifletti ci arrivi tranquillamente, no. Certo. Poi adesso te la faccio una domanda a te, visto che siamo usciti sì, è bello questo dialogo. Sì. Mi devi dire a me, io la so la mia definizione del tempo. Che cosa è il tempo per te? Il tempo per me è un'illusione. Il tempo non esiste. L'anima non ha tempo. Hai detto una bella cosa,
però io intendevo dire il tempo nella nostra vita. So quello che vuoi dire, però questa è una cosa molto, stiamo parlando adesso stiamo parlando, noi viviamo nella terza dimensione, tu mi stai parlando di quarta e quinta dimensione. No, però diciamo il tempo per te in questa dimensione. Che cosa definizione? Beh, il tempo è qui su questo pianeta non è altro che una cosa inevitabile, è una cosa che ha un tempo, appunto, perché è tempo. Che significa per te il tempo? No, ho capito, tu prima mi hai dato una risposta Sì. che mi hai fatto già capire dove alludi. E parliamo del tempo. Ti dico quello che penso io a riguardo. Per me il tempo è, quindi dal momento che passa il tempo, gli anni, una persona acquisisce il suo reale volto. Sì, questo è il tempo che hai bisogno però quanto tempo... Molti si lamentano, o meglio, molti hanno paura di invecchiare, ok? È proprio l'invecchiare che scolpisce la tua caratteristica, il tuo volto. Non mi hai definito la parola tempo. Che cosa E forse significa? non ti so rispondere, dimmelo tu. Io ti do la mia risposta per sì. la mia esperienza. Sì, sì. È facilissimo. Il tempo uguale vita. Beh, certo, sì, sì. Sì, sì. Basta. Perché molte persone quando gli vai a domandare, so quelli là, i cosiddetti zombie, quelli che sono morti, perché Gesù diceva lasciate piangere i morti, i loro morti. Non vivono. Non è vita. No, non stanno vivendo, sono solo Certo. non servono. Perché a produrre, cioè non andiamo oltre, ti dico la definizione. Per me tempo significa vita. Molti dicono il tempo è denaro. Allora io ti dico, siccome abbiamo capito che il tempo è vita, provi un pochettino tu, quando saprai che stai alla fine dei tuoi giorni, a comprarti un'ora o un minuto del tuo tempo con tutto l'oro del bellissimo. È bella questa cosa. Capì? Allora, se è chiara questa definizione. Ma hai notato che siamo buoni solo a lamentarci spesso? No. Tu sicuramente vivendo e crescendo hai ormai le tue consapevolezze, sì, comunque sia, però dire noi pensiamo troppo al passato, alle ferite, abbiamo paura del futuro. Ecco. Ma cos'è che non facciamo? Te la faccio io questa domanda, semplice. No? Cos'è che non facciamo? Non viviamo, perché la vita è il presente. È giusto. Io dico sempre questo, il passato è morto, il futuro non esiste, la vita è qua. Sì, però vivere significa viverla. Comandamento numero 1, non stare con i negativi. Certo. Anche se siamo in minoranza, i positivi, quelli che sono quei cosiddetti sognatori, che non sono sognatori, sono visionari. Che colpa c'ho io che so quello che c'è, perché sto a un punto dove posso vedere dove voglio arrivare io, con tutte le difficoltà che non so ancora, può darsi che non la prendo quella via, perché non lo so ancora, ma io voglio arrivarci là, io vedo quello, io sono un visionario. E per le mie visioni sono pronto a pagare il prezzo, perché c'è da pagare il prezzo per essere libero, per pensarla così. Anche il discorso, andiamo sulle vaccinazioni o meno, noi facciamo parte della minoranza che ha deciso di non farsi provare, cioè ho la mia ragione, ma ricordate che non siamo in pochi. Non siamo in pochi anche se siamo solo il 10%, il 5%, ecco. A confronto di tutti i morti che sono già morti e non lo sanno, siamo molto più determinati, capito? Okay? Certo. Adesso ho filosofato un pochettino, però è bello. Tutto quello che stai dicendo è veramente interessante perché sono discorsi che mi affascinano molto e fa parte del mio percorso
Non devi aver proprio paura negli del ultimi successo. anni mi sto aprendo sempre di Sì, più. e ti dico una Come cosa. dicevi prima, scusami se ti interrompo, ci sono energie buone, energie meno buone, positive e negative. Quelle positive ci danno la possibilità di evolvere e di imparare, quelle negative invece non ci danno la possibilità di progredire. Quando non sei cosciente, non hai preso E dobbiamo posizione. tutelarci, non tanto giudicando l'altro No. individuo, ma prendendo le dovute distanze per andare avanti, Perché proseguire. devi fare questo? Perché è importante. Mhm. Stare con un negativo che è già morto non lo puoi salvare. C'è troppa energia da spendere per convincere, poi all'ultimo non lo convincerà perché lui non si sa, non ha preso consapevolezza, autodeterminazione. Al massimo rischi di essere risucchiato. Di quello. Esatto. Allora devi evitare di stare con i negativi, non li devi escludere, però Senza neanche tanto giudicarli, ma no, devi stare perché devi stare con i positivi, perché tra il positivo e il positivo c'è uno scambio di energia, di cose che capì? Allora, definizione ultima. Se io e te parliamo adesso, che vedo io? Vedo quello che sta dietro a te. Oh, allora tu vedi la stessa cosa. Oh, è logico che tu non vedi quello che vedo io. Oh, però parlando e convincendoci che noi abbiamo le stesse tendenze, incomincia questo il lavoro. Io e te mi avvicino, mi schiero al tuo lato, sì. vogliamo andare lì? Mhm. E almeno abbiamo una direzione. Non è detto che rimane per sempre questa direzione, ma un periodo lo vediamo, lo andiamo insieme, è lì che divieni forte perché non sei da solo. La cosa è certa, ci dà la possibilità di sperimentare Sì, e di crescere. perché poi a un certo punto arriverà un'altra volta il bivio, adesso che non ci troviamo più, oppure io che non ci sono più, capisci? Ma ci sarà, almeno abbiamo intrapreso un viaggio insieme Certo. per le cose che crediamo. Certo. Capisci? Ed Sì, è sì. importantissimo questo fatto qua. Il terreno. Da giovane, visto, si fa come, faccio sempre gli esempi come il Far West, visto i cowboy che vengono a cavallo nel salone, sparano, sparano. Devi stare, lo fai perché sei giovane, spari l'energia, quante volte da giovane abbiamo fatto le cose. Man mano che l'età avanza, più divieni determinato e più si restringe il raggio d'azione e più ti diviene cosciente che il possedere sono palle ai piedi. Certo, certo. Perché possedere significa non vuoi, è difficile anche che quando A arrivati. parte che anche quella è un'illusione, nulla è nostro. Sì, però convinciamoci che nulla è. Allora, Nulla è perché mi nostro. serve una casa? Vabbè, potrei capire la prima casa, devi vivere da qualche parte. Ma perché me la devo comprare? Se la Nel posso- bene e nel male tutto ciò che ci circonda, per come la vedo io, è un prestito. Allora, a livello divino è un prestito, proprio questa vita è un prestito, Sì. per darci l'opportunità Bravo. di elevare lo spirito. Ma anche quello che i potenti ci promettono, ci fanno credere, quello è un Sì, prestito. è un prestito. È roba Perché che dai quando- puntualmente indietro e che anche i tuoi figli, i figli dei tuoi figli daranno indietro E allora senza... che mi vale a me Esatto, che faccio senza- una vita di sacrificio senza problemi. per comprare una casa a me perché mio figlio poi non la devo cioè allora ci compro pure una casa Fin quando la macchina non si ferma, le persone continuano a prendere quel prestito, a dare, prendere, a vivere così. E se la macchina si ferma, il paradosso è un Francesco, Eh. non trova una sistemazione a livello lavorativo, darà di indietro tutti i soldi dei suoi questo è per vivere il resto della sua vita senza un cazzo in tasca. questo è il sogno americano che hanno. Allora, i veri ricchi ci sono sempre stati. I ricchi sono quelli là che anche nel mondo delle azioni non è che comprano le azioni e seguono dannatamente l'ondulazione perché sono loro stessi che la fanno andare avanti e sopra la borda.
certo. I nuovi ricchi li chiamo io, quelli che si sono fatto i mazzo così per comprare la prima casa, sono stato all'estero, poi hanno comprato la seconda casa forse, e che va a finire che il figlio non vuole più vivere in quell'appartamento là, tu ti ritrovi con dei pesi alle gambe che non hai vissuto, e quando sei anziano e quando muori ce li dai ai figli, quelli che possono fare? Non se la possono neanche tenere. Esatto, esatto. Questo è il sogno americano che ti ha fatto credere, che ci ha fatto credere a noi, che noi facendo i bravi, facendo i sacrifici possiamo arrivare a loro. I ricchi sono stati sempre ricchi e i poveri, quelli che poi sono nati, sono sorti e sono diventati ricchi moderni. Ma tu non pensi che tutto ciò non sia altro che un modo per tenerci Sotto buoni, controllo. sotto controllo? Ma no, il sogno americano era senza andiamo controllo nell'antichità e privi di intelligenza. Gli schiavi, perché nella guerra, quando si facevano le guerre, chi perdeva diventava schiavo, ok? C'avevi gli schiavi. Adesso tu li vuoi far lavorare a questo, come li puoi far lavorare? Ci devi mettere i controllori. Allora, i controllori devono controllare e questo costa soldi. Invece io ti faccio credere, togliamo i controllori, tu fai il bravo, fai quello che dico io, poi tu potresti arrivare, però non ce la farai mai ad arrivare là. Che succede? Che quando una volta che sei morto tu, Esatto. allora, che cosa mi vale a me fare una vita di sacrifici non vivendo la mia vita quando io sono nato per vivere, per creare, per essere, come si dice, per creare, perché noi siamo la mano allungata del Padre Eterno. E allora perché non si è quelli... Gran parte della gente crede di vivere nella realtà, ma in realtà vive nell'illusione totale e proietta su quelle poche persone che hanno, diciamo così, la possibilità di riflettere e di ragionare, fa credere a questi che in realtà l'illusione alberga nelle persone che riflettono un po' di più, va. Lo sai perché? Perché ogni azione che fai c'è il rischio che ti può andare bene e ti può andare male. Tantissimi vorrebbero stare sul palco, faccio l'esempio del palco. Ma perché loro non si mettono sul palco e dicono la loro? Perché aspettano piuttosto, che dicevo, non hanno il coraggio, perché sanno la difficoltà e non vogliono mettere a repentaglio la loro credibilità, e diciamo così. non ci va. Ma il palco è un'arma micidiale, solo se parli al pubblico giusto. Perché se tu vai su un palco dove sono quelli là che vanno per dimenticare tutti i problemi della vita, loro si vogliono divertire, si vogliono obbligare, vogliono anche essere attori perché non lo possono essere, è sbagliato il pubblico. Io dico sempre questo, la cosa che più mi fa male è che negli ultimi 2 anni ho visto e continuo a vedere che tutti i personaggi, fino a qualche anno fa, molti di questi davano l'idea di avere delle menti un po' più aperte, un po' più, diciamo, riflessive e non corruttibili per certi versi. È inutile fare nomi e quindi citare alcuni degli artisti di cui sto parlando. Adesso invece parlano tutti la stessa lingua e improvvisamente sono diventati tutti tifosi di questo governo. E loro si sono schierati perché si sono fatti comprare. Perché hanno paura soprattutto di non vendere più biglietti per via di chi decide di non vaccinarsi. No, sì, il discorso è semplice. Loro sono è come per esempio anche con degli... Uno dei tanti motivi magari. Sì, ma io ho parlato adesso con degli amici miei avvocati che hanno resistito fino all'ultimo, però la moglie era in panico e si è fatta la prima vaccinazione e lui per non farla stare in panico se l'ha fatta pure lui, ma è arrivata la seconda dose, tutte e due, i figli sono riusciti a non farli ancora fare, e gli ho detto che fa? Tu ci lasci, cioè non ho capito, ed era uno convintissimo. Perciò queste cose si trovano in famiglia. Allora, non schierandoti, perché schierare significa metterti contro quell'altra. Per essere riconosciuto. Certo. Perché quello che dici tu, essendo stata comprata l'informazione, perché si parla di massa, ma c'è sempre la possibilità di avere una piccola massa, di incontrarti creare un piccolo mondo. Non possiamo salvare tutti, capito? È come il fasto del terreno.
Da piccolo in fatica vuoi papà, ma quando una volta hai capito che il terreno dove hai buttato il seme non è buono quello là perché ci sono le pietre, è noti che invece un piccolo terreno è fertile, è lì che ti devi concentrare. Certo, certo. Perché quello è quello che ti darà la vita, ti farà crescere, quegli altri Ti succhiano solo energie, certo. Solo energie. Certo. Ti faccio una domanda. Non pensi che la guerra di cui parlano non sia altro che lo specchio della società? Perché in realtà noi siamo in guerra con noi stessi e con gli altri. E l'unico modo probabilmente è quello di ritrovare la via della coscienza e dell'umanità. E di capire una volta per tutte che il sangue è rosso e ciò ci accomuna con la maggior parte degli esseri viventi, umani e animali. Giusto. Allora, una volta che ti sei schierato, non puoi esserti schierato e non fare niente. Devi essere pronto alla battaglia, ma la battaglia si deve fare con le armi giuste. Certo. Non puoi affrontare il nemico apertamente perché è Muro contro muro, no. che tra l'altro sono cose inutili che non danno l'opportunità a nessuno dei due di Dovremmo crescere. concentrare su questa visione. Noi stiamo parlando di argomenti che sono nella quarta e quinta dimensione. Mm-hmm. Il problema è che noi in questo momento possiamo solo visionare visione, vedere quello che potrebbe essere. Praticamente noi la pensiamo già come fare. Ci sono al momento succedono queste cose perché ci sono anche delle forze da altre dimensioni che si sono intromesse, ok? La lasciamo così, no? Però se noi arriviamo, perché dovremmo arrivare con l'evoluzione, arriveremo alla quarta e alla quinta dimensione. Nella quarta dimensione già non c'è bisogno più che noi diciamo qualche cosa, potremo creare la materia dalla vibrazione, ok? Già succede non coscienziosamente, ma ti devo far vedere una cosa che è bellissima. Tu sai il fatto le frequenze? Sì. Tu lo sai che la migliore frequenza anche per un musicista è 430. Esatto, sì. Perché questo c'è un argomento. Ma il bello è che ho visto delle situazioni se tu hai una piattaforma di metallo e ci metti la sabbia, lo fai vibrare e a seconda della nota si forma una figura. Perché sono in armonia. Esatto. E quella è la forza della parola. Quindi di conseguenza anche le persone quando viaggiano sulla stessa frequenza, a parte che si capiscono a volo, e capiscono da subito ciò che li accomuna e sanno già cosa possono fare insieme. Giusto. Perciò già si allontanano dalla massa, perché per loro non sono. Noi siamo vivi perché sappiamo di non morire mai. Noi non moriamo mai, il nostro spirito la lasciamo così. Quando sfuma, perciò la morte non mi fa paura, solo una morte lenta dove io sono cosciente e non posso fare niente. Ma se Padre Eterno mi ama, mi deve togliere da questa. Non sopporterei di essere messo a un angolo senza avere l'affetto di. Io sono uno che deve abbracciare. Senza l'amore delle persone care. Siccome sono sceso, io sono venuto in Italia per assistere mamma e papà, mi sono ritrovato a assistere a un mio zio. Tu hai vissuto in Germania 40 anni. C'ho mio figlio che ha quasi 50 anni adesso, nel 73, l'anno prossimo fa 50 anni, vive a Monaco. Abbiamo le stesse visioni. Io, come ho parlato con te, lui ma è anche molto più avanti, sa tutto, soltanto che non ha saputo. Allora lui è di è stato abituato così. Se io avessi la macchina potrei andare lì, se avessi l'aereo potrei andare lì. Io sono invece uno che se l'ha costruito dalla cavetta, che ti devo dire, anche il fatto della musica.
non esisteva i CD che vai andavi a prendere il loop là, ogni minima cosa la registravi tu, o se no te lo facevi tu, quello che ti mancava. Un esempio, a Foggia, il primo studio di registrazione, sono stato io, Bernardo Capone, che forse conosci, quello dei PA, Angelo Palazzo, sì. Abbiamo comprato i macchinari, lo Studer 16 piste con lo Studer, e ci mancavano i soldi per la reverberazione. Mi era venuto in mente che avevo visto un amico mio che ce l'avevamo fatto, costruito in Germania, una lastra di 2 metri per 1, sospese con dei molloni. Abbiamo messo un altoparlante e nel mezzo abbiamo equalizzato i toni bassi tutti tagliati, e la vibrazione che dava il senso della reverberazione. Pensa un po', riverbero naturale. Sì, perché tu sei una lastra di metallo, certo. gli dai una sonorità, Certo. gli dai una sonorità, soltanto che se ci lasci un altoparlante, deve essere un tono alto, di quella. Ci tagliavamo tutte le frequenze basse, e allora metteva il suono, veniva praticamente, quella è la riverberazione, fortissima, era bellissima. Cioè riverbero naturale. Sì. Io sono abituato che se mi manca una cosa me la devo costruire. Infatti ogni registrazione che facevamo prima, immaginati il minibook, l'LP che facciamo con i Ganymede, è stato secondo a noi sono stati i Rockers italiani, che poi mi hanno rintracciato, tu sei italiano, amici, addirittura. Io facevo gli esperimenti con il Minimoog, era un monofono, cioè per fare una pista, diciamo, polifonica, dovevi registrare la prima pista, la seconda pista, la terza pista, poi mettevi insieme, cioè, avevi una pista. Sì. Figurati che lavori, era tutto diverso. Adesso è tutto più comodo. Abbiamo incominciato con un TEAC di 4 piste, infatti le prime esperimenti erano con un TEAC di 4 piste. I Beatles registravano pure con un Revox a 2 piste, soltanto che registravano solo un canale, poi mischiavano con 4 piste. Abbiamo fatto quell'LP, il primo LP dei Ganymede, che ha venduto milioni di dischi. Poi ti faccio sentire di che serie, lo conoscerai certamente, questa colonna sonora di Tex Me. Il suono analogico è il migliore che ci possa essere, la compressione analogica è la migliore, migliore di qualsiasi altro compressore. Proprio quando registri e arrivi, e visto che c'è il 0 dB, con l'analogico ti puoi permettere di andare di superare 0 dB. C'è una compressione naturale del nastro che te lo fa naturale, però se non fai attenzione vai in distorsione e devi riprendere il messaggio di prima. Questo è, perciò molte cose. Perché la differenza tra il digitale e l'analogico sono due mondi completamente diversi. È un suono, ti dico anche perché in digitale puoi anche emulare volendo il suono analogico, ma non è la stessa cosa. Togli o aggiungi qualche cosa che non è naturale. Perché ti spiego anche il perché. Il suono analogico è omogeneo, che va sopra, sotto, così. Il suono digitale va, se tu lo vedi, i bit, a secondo i bit che viene registrato, ci sono le scalette, che più bassa è la cosa e più larga sono le scalette. Un buon suono analogico, registrato come si deve, con quella compressione che ti ho detto sopra i 2 dB, è la migliore soluzione. Dovresti registrare al doppio di 32 bit, 64 o superiore dovresti, per avvicinarti, però nella dinamica poi viene fregato. Certo. Prima, per produrre, il tono ingegnere di Mina e Celentano abbiamo fatto la gavetta insieme in Germania. Tono ingegneri con le palle, tono ingegneri, no? Improvvisati come noi che hanno solo l'orecchio buono, che non hanno studiato, loro sapevano trasformare una produzione il 50%, con tutti gli accorgimenti. Infatti non a caso nel discorso di recording, nell'home, anche ti faccio un esempio stupido, a livello di volume,
è difficile con la tecnologia odierna raggiungere una potenza, un volume come quello che di solito l'analogico permette. Può dare. Ok, adesso direi, semmai, cerchiamo di completare il discorso con visioni di 30 anni fa. Volentieri, dai. Un musical idea, però era già avanguardia, non lo sapevo io. Un musical che doveva rappresentare il mondo odierno, tra il bene, la lotta sempre tra il bene e il male, in mezzo c'è quello che ancora non si è schierato, c'è la lotta tra il bene e il male, così raffigurato. Io ti faccio sentire solo l'inizio. Jehovah made it rain sulfur and fire from Jehovah from the heavens upon Sodom and upon Gomorrah. Christus eleison. Questo qua invece è dedicato al papà mio, che mi ha introdotto nell'ambiente della musica, anche perché Sì? la nostra famiglia è tutta, suonavano appunto ad orecchio. Uno dei miei parenti di mio padre è Peppino Principe, il fisarmonicista mondiale, vabbè. E lui voleva che io imparassi a suonare per andare fuori a conoscere il mondo, era il sogno suo. Si chiama I Won't Make It. I want to make it with my music, ok? Perfetto.